Il 3 luglio scorso l'Aula Civica del Museo della Battaglia a Vittorio Veneto ha ospitato il primo di un ciclo di 3 incontri aperti al pubblico promossi dal GAL, gruppo di azione locale delle terre dell'Alta Marca. Occasioni di presentazione e di confronto per la comunità locale per operare strategie di valorizzazione e tutela condivise. Il secondo incontro si è tenuto il 5 luglio scorso nella sala municipale di Cavaso del Tomba. Il terzo appuntamento è invece fissato per il 12 luglio prossimo alle ore 20:45 all'Auditorium Piva a Valdobbiadene. Michele Genovese è direttore del GAL Alta Marca. Sì, questa sera proponiamo la nostra idea di strategia anche per raccogliere osservazioni fino al 20 luglio. Il tema è questo, quindi armonia per cogliere le grandi opportunità derivanti dal riconoscimento UNESCO, puntando su 3 elementi del territorio. Una forte comunità per valorizzare le bellezze del paesaggio e il buon cibo del nostro territorio. Quindi ecco, i progetti, noi abbiamo circa 3 milioni da spendere nei prossimi 3 anni, saranno proprio indirizzati su questi tematismi: fare comunità, essere consapevoli della grande opportunità del riconoscimento UNESCO, valorizzare le nostre bellezze paesaggistiche e il buon cibo che il territorio ha. Fondi che avete atteso per un po'. Sì, fondi che abbiamo atteso per un po' e che riguardano la programmazione 23-27, possiamo candidarci e quindi stiamo proprio preparando il piano per poter poi portare sul territorio questi fondi. Giuseppe Carletta è presidente di GAL Alta Marca. Vogliamo innanzitutto comunicare le nuove possibilità alle persone che vogliono mettersi in gioco, poter investire in questo territorio, le nuove possibilità di finanziamento che potranno ottenere dal GAL, e poi a nostra volta volevamo anche conoscere le loro idee, le loro esigenze e capire su quali progetti investire. Nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, ci sono stati altri incontri promossi sempre dal GAL Alta Marca, però rivolti ai vostri soci. Che cosa è emerso da questi altri incontri? Sì, noi naturalmente abbiamo già svolto le consultazioni con i soci del GAL, che sono 48, e abbiamo spiegato quale è la nuova linea programmatiche del GAL, quali sono le possibilità di finanziamento, quali sono le possibilità di finanziare i nuovi progetti, perché c'è una grande novità. Il GAL questa volta con questa programmazione si rivolge soprattutto al sociale, all'inclusione sociale, alla residenzialità dei cittadini nel nostro territorio, perché c'è un grosso calo demografico, e quindi tutto quello che possiamo fare noi è quello di poter incentivare e progettare progetti che favoriscono i cittadini di poter rimanere nel nostro territorio, investire nel nostro territorio e creare nuove attività. Sonia Brescancin, consigliere della Regione Veneto. La nuova programmazione per i prossimi 7 anni è una programmazione importante. Il GAL fa un lavoro significativo di condivisione della strategia, sicuramente sul tema della ruralità, dell'agricoltura, legato però anche agli aspetti di tipo sociale e alla possibilità per i giovani e per le donne di avviare delle nuove attività all'interno delle nostre realtà comunali, e quindi sarà un grande momento di programmazione condivisa e delle linee future di sviluppo del nostro territorio. Roberto Bette, consigliere per la Regione Veneto, nonché appartenente alla terza commissione che cura tra l'altro le politiche agricole. In che modo la Regione Veneto è vicina al mondo agricolo e in particolare al GAL Alta Marca? La Regione Veneto a gennaio di quest'anno ha approvato quello che viene chiamato il complemento di sviluppo rurale, quello che una volta veniva chiamato PSR, sviluppando le linee di investimento dal 2023 al 2027, il famoso quinquennio di investimenti attraverso fondi europei, fondi statali e fondi regionali. Un complessivo di interventi che si aggira intorno agli 824 milioni su tutta la regione del Veneto per i prossimi 5 anni. Quindi un impegno finanziario notevole che andrà a sostenere tutta una serie di politiche legate al mondo agricolo e al mondo rurale. In particolare questa sera siamo qui ad affrontare insieme col GAL quello che viene chiamato lo sviluppo locale, strategico locale, quindi gli interventi che hanno a che fare proprio su questa zona nel partenariato del GAL, dove ci sono enti pubblici e anche società private e privati. E quindi questa è un'azione importante. Questa sera tra l'altro ci sarà un confronto e una presentazione del progetto locale che si aprirà alle osservazioni che arriveranno dal territorio.
territorio, quindi siamo in una fase di ascolto del territorio, e nell'arco dei prossimi mesi definiremo anche questi progetti che hanno natura locale, e la regione è pronta a finanziarli e a sostenerli.